Poi si riprende. Stesso metodo, stessa politica. Le vecchie miniere vanno in esaurimento come stanche creature umane dai grigi orizzonti. Si smantella Serbariu, aperta nel 1938. Eppure è giusto che sia così. Serbariu, dopo i milioni di tonnellate che ha dato in oltre 25 anni, non ha praticamente più nulla da offrire. Muore una vecchia miniera, ne nasce un'altra, disegnata sui più moderni criteri della tecnica mineraria. Si chiama Seruci. Seruci, Serbariu. Due suoni tanto vicini da sembrare un'allitterazione. Due località dello stesso territorio, non molto distanti tra loro. Tuttavia due miniere appartenenti a due tempi diversi, a due mentalità, due metodi, due politiche diverse. Lontane tra loro più dei 15 chilometri che le distanzia, dissimili più dei 25 anni che le separa. Unica eredità, gli uomini. Quei minatori che sono rimasti qui, piantati come i cardi selvatici che dicono di no, perfino al forte vento della Sardegna. Non li vedi se non quando arrivano o partono, perché poi si incorporano alla montagna, la strutturano, la governano, pronti a difenderla fino in fondo, per un tenace e misterioso vincolo che sa di passione. Cavalli vapore, tanto diversi dal romantico cavaggio cieco della minera, che un valente chansonnier canta per i tempi dell'abbattimento con mine e motopicchi, per i tempi dei minatori, muscoli e sudori. L'uomo era come il piccone o anche come il martello pneumatico, soltanto uno strumento di lavoro, là contro la parete avara. Oggi è un conduttore di macchine, qualificato ad alto livello meccanico ed elettrico. In due frasi, una rivoluzione. In una radicale trasformazione, un incredibile incremento del rendimento. E questo è un risultato che merita di essere sottolineato. L'ultimo rendimento raggiunto prima dell'interruzione bellica nel 1942 era di 450 kg uomo turno all'interno. Alla ripresa della produzione, il rendimento subì una lenta evoluzione per raggiungere nel 1953, anno di nascita della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, i 609 kg uomo turno. Il bacino del Sulcis si inseriva allora nel quadro dei bacini carboniferi europei della Ceca, come il fanalino di coda, di molto distaccato da tutti. Oggi il rendimento si è moltiplicato di oltre 7 volte e il Sulcis è in testa. La miniera di Seruci ha già un rendimento pari a circa 8 volte quello registrato nel bacino all'atto della ripresa post-bellica e punta, insieme alla nuova unità di Nuragi Ficus, verso livelli nettamente più alti. 8 volte più del dopoguerra. Ciò vuol dire che se per estrarre poniamo 35 quintali di carbone al giorno occorrevano 8 uomini, adesso ne basta uno soltanto. E per amore di precisione, quest'uno oggi è un meccanico minatore, mentre quelli di allora erano soltanto minatori e cavalli ciechi della minera. I cavalli vapore, sostituendo lo sforzo fisico, caratterizzano l'attuale purgatorio che tuttavia, come ogni purgatorio, è soltanto uno stato di transizione. Sono infatti in corso seri studi per la realizzazione di processi automatici sia nel campo di governo delle macchine, sia in quello del controllo della sicurezza, sia in quello più complesso dell'organizzazione del lavoro. Automazione da raggiungere al più presto, perché la fisionomia industriale della zona può mutare in tanto breve tempo da rovesciare il problema sociale che si poneva alla data di avviamento del programma. La manodopera, cioè, invece di affollarsi come un tempo, lusingata dalle nuove occasioni di superficie, potrà rapidamente fuggire dalle miniere. E invece l'uomo, anche in periodo di massima automazione, rimane il primo motore di ogni attività. Una macchina è più o meno potente, più o meno capace di determinate prestazioni, ma per attuare queste capacità teoriche, per tradurre in risultati pratici queste caratteristiche tecniche, è sempre lui, l'uomo, l'indispensabile. Lui soltanto può sposare una macchina con la difficile realtà della natura mineraria. È quindi a questi minatori che va il merito fondamentale dei risultati raggiunti, per la loro flessibilità, per l'intelligenza di aver capito ciò che da loro si chiede, dove si vuole arrivare e come realizzare una moderna produzione di carbone.